il sindaco di Gran Michele. Si presenterà lui stesso. Buongiorno. Per chi non mi conosce, io sono il sindaco di Gran Michele. Qualche amico palermitano dice che sono il sindaco di Betlemme, in riferimento e in omaggio al nostro caro Raffaele Lombardo. Per la verità avrei voluto rivolgermi alle prime file ai nostri deputati e soprattutto non vedo l'inoleanza a cui una buona parte del mio intervento era dedicato. Ma tenterò di spiegare le nostre ragioni. Io credo, noi abbiamo ascoltato tanti bellissimi interventi, ieri io ho avuto la pazienza di ascoltarli tutti, credo che faremmo buona cosa anziché chiacchierare e ascoltare gli interventi di chi parla. Ieri praticamente ci sono stati tanti belli interventi, ma credo che noi abbiamo l'obbligo di esprimerci su 3 punti sostanzialmente. Primo, perché siamo qui? Quali sono le nostre ragioni? Quali sono le ragioni dell'MPA? Lo hanno detto tutti, sono nelle nostre radici, in quello che abbiamo detto, sono nella volontà di difendere questa Sicilia, sono nella volontà di difendere il meridione, sono nella volontà di riscoprire le ragioni importanti, i valori importanti che hanno tenuto in piedi la nostra Repubblica. Allora, la Sicilia prima di tutto, bene, non stiamo qui a dire le tante cose sono già state dette. Noi siamo qui per affermare che attraverso la politica possiamo determinare lo sviluppo del meridione e, come diceva bene ieri l'onorevole Lamalfa, abbiamo poco tempo. Abbiamo pochi anni per determinare e riprendere la strada dello sviluppo del meridione e quindi di fare quella unità d'Italia a cui certo tutti agogniamo e che sia soprattutto, oltre che fatta di un nome, ma fatta anche di sostanza, dove lo sviluppo economico sia certamente uguale. Ma nel nostro statuto noi abbiamo scritto anche che nella regione siciliana non ci sono le province. Allora noi dobbiamo ritrovare i motivi importanti del nostro partito. Non dobbiamo e non possiamo appiattirci sulle beghe quotidiane. Questo cosa vuol dire? Se l'abolizione delle province e la libera costituzione dei consorzi dei comuni è una cosa che è scritta nel nostro statuto, ma che realmente è in linea con la nostra politica, perché attraverso questo si determina il risparmio della spesa e efficientizzazione della pubblica amministrazione, se attraverso la riduzione dei costi della politica, e qua dobbiamo dare l'esempio tutti. Io faccio il sindaco da 8 anni e ogni giorno ci ritroviamo a fare riduzione della spesa. Il governo nazionale centrale ci dice di ridurre la spesa, giusto, si può fare, ve lo posso dire, si può fare, ma facciamolo tutti. Lo comincino a fare i nostri deputati, lo comincia a fare il Parlamento. Io ho imparato che si dà l'esempio, l'esempio è fondamentale. Io prima di tagliare nel mio comune i fondi per le feste e per i contributi e quant'altro, prima di tutto ho tagliato il mio stipendio e lo stipendio dei miei assessori. Questo è l'esempio che bisogna dare. E lo devono dare prima di tutto i nostri parlamentari. Allora il nostro partito a livello nazionale deve dire queste cose, deve battersi per queste cose, allora sarà credibile, farà quello per cui noi ci siamo. La moralizzazione, l'etica, e non possono essere solo parole. Non è possibile, lo leggiamo ogni giorno adesso nei giornali, sta venendo fuori. Non è possibile che molti parlamentari campino di rendita quando poi noi sindaci, e qua sindaci ne vedo e mi potranno dire se abbiamo ragione, ogni giorno dobbiamo spiegare ai nostri cittadini che vivono con 450 euro di pensione che devono pagarci la spazzatura, l'acqua e tutto il resto. Non possiamo essere credibili come classe dirigente se nel momento in cui chiediamo sacrifici al nostro popolo, alla gente che probabilmente non ha i soldi per comprare il latte per i bambini, noi a livello nazionale facciamo gli sperperi. Non è possibile che per esempio un parlamentare o un ex magistrato debba avere 20.000 euro di rendita anno in pensione, deve avere anche l'auto blu,
deve avere l'autista dell'auto blu e anche tutto quello che gli serve per fare la manutenzione. È vergognoso che noi facciamo passare queste cose e poi chiediamo alla gente di pagarci le tasse e non poter pagare il latte per i nostri bambini. Non è possibile, non siamo credibili, non stiamo rispettando il motivo per cui siamo qui. L'abolizione del precariato, ieri diceva Lino Leanza. Caro Lino, mi dispiace che non c'è, io spero che venga registrato e che poi lui se lo possa ascoltare, ma non credo che se l'ascolterà. Il lavoro, certo, ma quale lavoro? Il lavoro del precariato? Il lavoro dell'assistenza? No, lo sta dimostrando questo governo regionale. Per poter prendere la strada dello sviluppo e dare lavoro ai nostri giovani dobbiamo ridurre la spesa della politica. Dobbiamo eliminare le province, facciamo una battaglia per questo, diventiamo visibili agli occhi della gente per queste cose. La regione siciliana, caro mio Presidente, questa regione siciliana la dobbiamo aggiustare, è un pachiderma, o meglio è una giungla, dove questi, come li chiama il mio amico Salvatore Mancuso, li chiama burocratosauri. Salvatore Mancuso, i burocratosauri, questi grandi strateghi, funzionari della regione che bloccano, che fermano, che non fanno andare avanti le cose, che trattano con questo atteggiamento di sufficienza e quasi di fastidio questi poveri sindaci che se ne vanno lì a piedire di fare andare avanti le cose. Questa regione deve essere aggiustata, non siamo credibili se non facciamo azioni forti e serie in questo senso. Dobbiamo quindi farci notare, essere visibili alla gente per una strategia complessiva. Abolizione delle province significa fare i consorzi dei comuni e andiamo a questo grande problema che sono le ATO. Qualcuno deve avere il coraggio di dirle. Qualcuno deve avere il coraggio di dirle. Le ATO, così come sono congegnate su base provinciale, non funzionano, né le ATO ambiente né le ATO idriche. Vanno rivisitate tenendo conto dei territori. Ecco allora che diventa un progetto unico, intelligente, coerente. La coerenza significa che se aboliamo le province e si fa il consorzio dei comuni, i consorzi dei comuni liberi determinano e si autodeterminano la gestione dei servizi che sarà la nettezza urbana e che sarà la rete idrica. Questa è una gestione coerente delle cose e non questo modo di andare avanti a tentoni ogni giorno con grande confusione. La gente non capisce più cosa fare, non siamo credibili se noi non le diciamo queste cose. Anche tornando indietro su alcuni nostri passi, se le ATO così come sono non stanno funzionando, abbiamo il coraggio di dire abbiamo sbagliato a fare le ATO su base provinciale, ritorniamo indietro, è un fatto di intelligenza politica. Le alleanze, ieri è stato detto, quelle del nostro mondo, il mondo moderato, con un criterio molto semplice. Noi abbiamo le idee chiare, noi abbiamo un progetto per far ricrescere questo mezzogiorno, chi ci vuole stare con noi ci sta, è il mondo moderato, dobbiamo ritornare a parlare con l'UDC, dobbiamo ritornare a parlare con Mannino, dobbiamo ritornare a parlare con tutto quel mondo moderato che si riconosce nei nostri stessi valori e si deve riconoscere nei nostri stessi valori. Non possiamo dialogare con chi non si riconosce nei valori. Lo possiamo fare. È stata intelligente la strategia del nostro leader che ha detto bene noi stiamo al centro, chi ci vuole stare con noi ci sta. Oggi ci sta il PD, parliamo col PD. Ieri Lupo lo ha detto chiaramente e lo ringraziamo per questo, che ci sia da domani chiarezza. Da domani mattina si deve lavorare seriamente. La popolazione non può più aspettare che si facciano queste grandi riforme, se no non saremo credibili, se no meglio che ce ne andiamo a casa. Io lo dico io al mio amico Raffaele Lombardo, se dobbiamo continuare così meglio che ce ne andiamo a casa, dobbiamo fare le grandi riforme, il motivo per cui noi esistiamo, ecco la ragione per cui noi esistiamo, lo hanno detto ieri tutti i nostri giovani. Grazie. Ultima cosa devo dire, l'assetto di partito, il terzo problema. Ieri un ragazzo, non mi ricordo come si chiama, di Gangi, ha detto smettiamola con queste correnti. Io così ho appreso ieri che c'era qualcuno che pensava alle correnti. Poi c'è stato l'intervento di Antonio Scavone che ha detto che scioglie la sua corrente. Noi veniamo da Gran Michele, siamo in provincia, molte volte le cose ci arrivano in ritardo. I miei amici
C'era Franco Purità ieri, un militante, uno di quelli che da 30 anni andiamo in giro con me a bussare alle porte e a chiedere i voti per il Movimento per l'Autonomia. Mi diceva, ma Pippo, dice, ma ci sono le correnti nel nostro partito? Perché in buona fede noi militanti, noi della base, noi che andiamo a bussare alle porte a chiedere il voto, noi che ci mettiamo la nostra faccia, noi non lo sappiamo, noi sappiamo che abbiamo sempre cercato i voti, che abbiamo fatto diventare deputato Lino Leanza, che abbiamo fatto diventare deputato Giovanni Pistorio, che abbiamo fatto diventare senatore Lomonte, che abbiamo fatto diventare deputato Latteri, che poi ci fanno le pulci, che poi ci fanno gli schizzinosi. Ma questi qua, nessuno si può illudere di pensare che i voti sono suoi, che gli amici sono suoi. C'è un errore di fondo, c'è un errore di fondo, ce lo dobbiamo dire chiaro oggi. Perché c'è un errore di fondo? Quando a me chiedono, sindaco di Gran Michele, quanti voti ho, io dico, il mio partito a Gran Michele ha 3.500 voti. Io come sindaco ne ho presi 5.600, ma non dico che sono i miei. Gli amici non sono i miei amici, non ci ho messo il timbro, sono gli amici di tutti, sono quegli amici che poi vanno in giro a raccogliere i voti senza chiedere posti di sottogoverno, essere deputati, questo e quell'altro, senza chiedere posti assessorati, consiglieri, eccetera, eccetera, e lo fanno umilmente andando a bussare alle porte per fare diventare deputati questi nostri deputati che giustamente sono diventati deputati, noi li vogliamo a tutti bene e li rispettiamo, ma però attenzione, perché la base poi non capisce, la base poi dice, quel giovane ha detto smettetela con queste storie delle correnti, non lo ha detto Raffaele Lombardo, Lino Leanza, c'è un errore di fondo, non lo ha detto Raffaele, togliete le cose, l'ho sentito dire a un ragazzo alla base, a un giovane che ha detto smettetela, attenzione, voi deputati dovete ascoltare quello che viene dalla base. È il popolo dell'MPA che chiede che si ci smetta con queste storielle di iperego per cui ognuno pensa di avere gli amici suoi col marchio e di avere i voti suoi. Vi ricordo a tutti che i voti sono dell'MPA e sono del popolo. Questo per dire che cosa? Sindaco, per ragione di cortesia nei confronti degli altri. Una sola comunicazione. Dopo che io ho ascoltato Lino Leanza, glielo dico simpaticamente, che ha detto che non vuole che scioglie la sua corrente, io vi comunico ufficialmente, non c'è Raffaele purtroppo, glielo lo farete sapere, comunico ufficialmente, il sindaco di Gran Michele comunica che da questo momento ha deciso di non crearsi la corrente. Io vi faccio sapere, cari amici di Gran Michele, caro Antonio Carullo, che sempre mi chiede di fare la corrente del Calatino, mi dispiace, per difendere gli interessi del nostro territorio, non per altro, non per avere posti e poltrone, ma solo per difendere gli interessi del nostro territorio, noi la corrente, visto a questo punto, vi dico che non la facciamo. Bene, questo cosa voglio dire? Caro Lino Leanza, il problema è serio. Ascoltate, il problema è serio. Signor Sindaco, Pippo, ma non è pensabile, ma non hai rispetto per le decine, 400 persone hanno chiesto di intervenire. Da qua noi non possiamo non è possibile, oggi. deve avere rispetto per queste cose. Queste cose ce le dobbiamo dire, caro Pino. Noi che partito vogliamo? Vogliamo un partito alla maniera della Democrazia Cristiana con tante anime? Vogliamo, o al contrario, vogliamo un partito monolitico, forte, che è quello che finora ci ha portato a vincere? Io ritengo che in questo momento la scelta debba essere giudiziosa, di buon senso. Oggi abbiamo un grande leader, domani forse non ce l'avremo, fra 10 anni, fra 20 anni, chissà. Allora poi riparleremo di queste cose. Ma oggi abbiamo un grande leader, il partito deve essere monolitico, una grande base, un'unica testa, deve essere monolitico, è una scelta intelligente che serve a farci crescere. Noi dobbiamo rimanere un movimento libero e popolare, democratico, parlare con gli altri. Probabilmente le correnti saranno quei partiti che domani si uniranno a noi, cioè significa fra 2 anni, fra 3 anni probabilmente si creerà questo grande terzo polo con un unico nome e in quel nome, in quel grande terzo polo ci potranno essere
le diverse anime di cui noi possiamo essere una parte, ma andare a disgregarci oggi è da sciocchi. Togliamoci, ve lo dice la base, ve lo dice un combattente vero, uno di quelli che ci ha messo la propria faccia per cercare i voti per l'MPA e per fare diventare deputati a tutti questi signori. Bene, noi oggi desideriamo che si mettano da parte queste cose, che ridiventiamo un partito monolitico, forte e credibile, mettendo da parte gli egoismi personali. E poi guardate, Lino Leanzi è uno di quelli che ha costruito questo movimento. Vorresti forse prenderti la responsabilità di cominciare a distruggerlo? Grazie.